Una foto che sta facendo il giro dei social e che mette in allarme. Al largo, fuori dalle bocche di porto tra Chioggia e Pellestrina, sarebbe stato avvistato da alcuni marinai sulla scialuppa di una nave un esemplare di squalo bianco. L'animale è stato fotografato a pelo d'acqua. Secondo le prime verifiche sull'immagine si tratta di uno squalo bianco lungo oltre 5 metri e ora si sta cercando di capire come mai sia giunto così vicino alla costa e soprattutto se l'avvistamento sia avvenuto realmente. L'ultimo, in Adriatico, era avvenuto nel 2017 tra la Romagna e le Marche. Il capitano Nicola Falconi, che svolge la vigilanza proprio alle bocche di porto, ha visionato le fotografie. Non è normale che uno squalo arrivi così vicino alla costa, ha spiegato. La foto è stata sicuramente scattata da una scialuppa calata da una nave, forse per un'esercitazione. Potrebbe essere arrivato fin lì attratto dal cibo e dalla scia della nave, che magari ha lasciato dietro di sé degli avanzi di cucina, ha concluso.